Un cordiale saluto e ben ritrovati con il nostro appuntamento virtuale di Target. Beh, virtuale non proprio, ecco, nel senso che siamo reali, anche se naturalmente non presenti nello studio ufficiale di TVA, ma ancora con questo sistema di studio a distanza. Ecco, mi viene in mente la didattica a distanza delle scuole. Noi facciamo lo studio di Target a distanza, ancora per quanto riguarda queste ultime puntate di giugno, prima della pausa estiva. Abbiamo iniziato quasi 3 mesi fa, insomma, per quanto riguarda l'emergenza Covid-19, e abbiamo continuato con invitare i nostri graditi ospiti attraverso questo studio virtuale di Target, ognuno all'interno della propria abitazione, e naturalmente per evitare la vicinanza, come dicono i vari DPCM, insomma tutto quello che abbiamo vissuto in questi giorni di emergenza Covid. Oggi Target, sempre sull'LCN 92 del digitale terrestre in tutta la Sicilia, parte della Calabria meridionale, Televideo Agrigento, e naturalmente poi in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, da poter vedere in tutto il mondo, e con il link dedicato sul canale YouTube da vedere e rivedere negli orari che ognuno ritiene più opportuni. Noi andiamo in prima serata mercoledì alle ore 21 e poi le repliche durante il corso della settimana. Il target di questa sera è speciale scuola, la scuola che nell'ultimo periodo ha dovuto insomma così allentare dal punto di vista del contatto umano, introducendo in maniera massiva la didattica a distanza. Si è cambiato molto anche per quanto riguarda la chiusura dell'anno scolastico, chi doveva fare gli esami in un certo modo, e poi naturalmente la preparazione per l'esame di maturità che si devono fare, e la prospettiva di quella che sarà la nuova stagione, il nuovo anno scolastico. Ne parliamo con graditi ospiti, ad iniziare da Alfio Russo. Lui è un preside, insomma, amo così definirlo preside, mi piace di più, forse perché io insomma sono di quell'epoca, e anche il presidente dell'associazione dei dirigenti pubblici e dell'alta professionalità della scuola. Insomma, i presidi sono questi. Grazie della presenza. E con lui c'è un'altra dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Milani di Palma di Montechiaro, la dottoressa Gabriella Monreale. Sì, buonasera, grazie della presenza. Abbiamo anche una docente, lei è del liceo Empedocle di Agrigento, la professoressa Liliana Cavaleri. Eccola qua, grazie della presenza e della partecipazione. Buonasera. Affronteremo naturalmente la scuola anche con gli alunni, insomma, sono loro quelli che sono principalmente interessati, specialmente chi come Sandro Capizzi è al termine di questo percorso della scuola superiore. Lui è al 5º anno dell'Istituto Brunelleschi. E poi naturalmente affronteremo anche la visione di un sindacalista. Abbiamo parlato in altre occasioni. Gaetano Bonvissuto è il segretario provinciale della CGIL, la FLC, proprio del settore scuola. Buonasera. Eccoci qua allora a parlare, dicevo, di scuola. Dottore Russo, come si è chiusa una parte di scuola e come sta procedendo quello che rimane di quest'anno scolastico? Ma guardi, l'anno scolastico ha subito questa modifica nel corso del mese di marzo, con l'attivazione della didattica a distanza, che pensavamo fosse limitata a qualche settimana, invece ci ha portato fino alla fine dell'anno scolastico. Devo dire che gli insegnanti, le famiglie, i genitori, ma prima di tutto gli alunni, sono stati in grado di affrontare questa emergenza e di rendere anche, diciamo, sistematica l'esperienza di apprendimento nonostante le restrizioni e le limitazioni.
In ogni caso si è concluso positivamente l'anno scolastico con i risultati che si potevano raggiungere, e mi permetta di dire anche, di esprimere un sentimento di gratitudine a tutti i miei colleghi dirigenti scolastici che si sono fatti non in 4 ma in 24 per far sì che quest'anno scolastico proseguisse e si potesse concludere regolarmente. E a proposito di dirigente scolastica, dottoressa Monreale, un istituto comprensivo che ha dovuto troncare la normale lezione, attivare in maniera repentina la didattica a distanza, magari qualche classe non era preparata, qualche alunno un po' meno, però insomma ce l'abbiamo fatta, no? Sì, sì, ce l'abbiamo fatta e in questi giorni stiamo concludendo anche con gli scrutini a distanza, una procedura completamente nuova, perché comunque è necessario anche avere delle competenze informatiche che siano leggermente maggiori di quelle, diciamo, minime, generalmente un docente possiede, insomma, soprattutto in un istituto comprensivo, parliamo di docenti di scuola dell'infanzia, docenti di scuola primaria, docenti di scuola secondaria di primo grado. Anche le operazioni di scrutinio a distanza stanno andando benissimo, abbiamo fatto in questi giorni, abbiamo già avuto modo di sperimentarlo e concluderemo entro la settimana. Sicuramente il didattica a distanza comunque ci sta lasciando questo bagaglio di esperienza e questo bagaglio di competenze. Bene, ne parleremo e approfondiremo quello che avete fatto, magari se avete da raccontarci qualche aneddoto, qualcosa di curioso, insomma, che ha caratterizzato questo periodo. E i docenti come l'hanno vissuto, professoressa Cavaleri? I docenti siamo molto affaticati, siamo arrivati alla conclusione dell'anno scolastico sfiniti, perché con la didattica a distanza spazio e tempo, il tempo del lavoro, lo spazio del lavoro sono venuti a crollare, tutto è diventato lo spazio del lavoro e lo spazio della famiglia insieme. Per cui gli strumenti consentono, quelli potevano essere anche per esempio WhatsApp, perché in un primo momento noi abbiamo cercato di raggiungere i nostri alunni con quello che immediatamente avevamo di disponibile, sono diventati per noi pane quotidiano, strumento quotidiano, ma a quel punto non c'erano più i tempi, cioè i messaggi dei nostri alunni arrivavano a tutte le ore, di sera, di mattina presto, quindi ci siamo trovati con una grande fatica da affrontare, però nello stesso tempo si sono quasi invertiti i ruoli, perché come diceva il dirigente scolastico poco fa, noi avevamo delle competenze minime, cioè quelle necessarie per il nostro lavoro scolastico, la nostra quotidianità. Abbiamo dovuto ovviamente apprendere, e molto spesso con l'aiuto dei nostri alunni, quindi in taluni casi si sono ribaltati i ruoli e i nostri alunni ci hanno aiutato anche ad affrontare... Sicuramente, perché loro sono più avanti dal punto di vista della tecnologia. Sandro, come è andata questa lezione a distanza? Anche voi, credo al Brunelleschi, l'ultimo periodo l'avete vissuta in questo modo, no? Sì, inizialmente eravamo spaesati perché come tutte le cose nuove uno deve ambientarsi. Come diceva poco fa la poetessa, inizialmente abbiamo iniziato utilizzando strumenti come WhatsApp, poi abbiamo visto che la cosa si è prolungata, quindi ci siamo cimentati attraverso Skype, attraverso Google Classroom, quindi a cercare di svolgere quella che era la normale lezione, il normale corso delle lezioni. C'è stato forse un po' più di vacanza oppure un po' più di apprensione, nel senso che eravate più responsabilizzati, anche se a casa però dovevate fare il vostro dovere? No, la responsabilità ci vuole sempre, perché il nostro dovere era quello di studenti, quindi di studiare, portare avanti quello che era il nostro percorso di studi nel migliore dei modi, anche se la situazione era quella che era. Bene, e naturalmente il sindacato ha sempre qualcosa da lamentarsi. Gaetano Bonvissuto, ci indovino, oppure insomma per questo periodo anche voi siete stati collaborativi nel dire insomma c'è l'emergenza, non forziamo la mano? Innanzitutto, come avevo detto la volta scorsa nell'ultima intervista, io credo che il ringraziamento a tutto il personale della scuola, tutto, nessuno escluso, debba essere fatto. Un ringraziamento pubblico per quello che sono riusciti a fare, e rammento, come diceva anche la dottoressa, senza nessuna formazione digitale. Ci siamo arrangiati, abbiamo dato il massimo. Credo che un elogio a tutti vada fatto, compresi i nostri studenti che sono stati
il nostro punto, coloro che ci hanno istruito realmente in questa didattica a distanza, perché ne sanno molto più di noi. Ma noi abbiamo chiuso, come stavamo parlando, l'anno scolastico proprio ieri con uno sciopero nazionale di tutte le organizzazioni sindacali. Perché il problema nostro non era ha visto che ci indovino, io dico, quando dico che il sindacalista perché il nostro scopo non era chiudere quest'anno, che è andato ormai così e ci può discutere su come si poteva fare, come si poteva migliorare la situazione. La situazione epidemiologica era drammatica. Credo che ci siano state molte incomprensioni con il Ministero, che hanno lasciato un po' di stucco tutto il personale, prima di tutto i dirigenti scolastici, perché non sapevano che cosa fare. Una circolare al giorno, una modifica ogni giorno, esami di Stato si fanno in presenza o non si fanno in presenza, gli esami di scuola media si faranno in presenza o no, non si fanno a Batto Matesina. Cioè, hanno messo confusione al Ministero, probabilmente quei famosi tecnici che dovevano dare il supporto a noi docenti, al personale della scuola, non ci sono stati. Ci hanno lasciato, devo dire, con rammarico allo sbando. E quello che ci preoccupa è come dovremmo iniziare il prossimo anno scolastico. Bene, non mettiamo tanta carne al fuoco. Sì, ne parleremo sicuramente adesso in maniera sintetica e affrontando, diciamo, i vari argomenti, le varie situazioni della scuola che è già finita, di quelli che ancora sono in itinere, degli esami di Stato e della prospettiva futura. Io vi devo rubare soltanto qualche minuto, perché anch'io ho un'incombenza, quella della pubblicità. Un minuto e torno subito da voi. Io resto a casa e studio online. Scelgo tra i 49 corsi di laurea e l'ampia offerta formativa dei master e degli esami singoli integrativi, oltre che 24 CFU necessari per diventare insegnante. Ho tutto online, lezioni, tutor ed esami. Tutto questo grazie al consorzio universitario Unicurs e all'Università e Campus. Iscriviti online o informati allo 0922 65 16 72 o visita il sito unicurs.it. Ebbene, guarda caso abbiamo una scuola che magari, insomma, forse non ha un po' avuto grandi tragedie per quanto riguarda la didattica a distanza, perché è la loro materia. Allora, andiamo un po' a quello che è successo. L'istituto comprensivo, diciamo, praticamente ha finito il suo lavoro. Resta ancora poco da fare, dottoressa Monreale? Sì, abbiamo finito con la didattica in presenza per le classi che non erano oggetto di esame conclusivo. Adesso rimangono gli esami delle classi terze per la conclusione del primo ciclo di istruzione. Anche questa modalità di esami è una modalità nuova, particolare. I ragazzi presenteranno al consiglio di classe riunito in videoconferenza un elaborato che può essere di diversa tipologia. Anche lì i ragazzi dovranno per la prima volta comunque operare in videoconferenza. Hanno lavorato con i loro docenti nelle classi virtuali, ma l'esperienza della videoconferenza non è stata un'esperienza che ha utilizzato molto. Vedremo che cosa noi inizieremo giovedì 11, quindi vedremo un attimino anche questa esperienza di esame in videoconferenza come andrà. Io sono convinta, sono sicura che andranno molto bene, perché i ragazzi comunque in questi giorni si sono anche approcciati a questa modalità, e quindi così come sono andati bene gli scrutini andranno bene anche gli esami conclusivi del primo ciclo. Ha qualche piccolo aneddoto, insomma, qualcosa di curioso che magari è successo in questi giorni, qualche ragazzino che si è comportato in maniera particolare, insomma? No, devo dire che i ragazzi hanno, come diceva la professoressa, non avevano più orari, ecco, quello sì, inviavano messaggi, inviavano video su YouTube a qualsiasi ora del giorno e della notte. Mi è arrivata una dedica di una canzone per un bambino disabile, una classe quarta, alle 3 di mattina, insomma. Quindi si era alzato, aveva il pensiero di inviare questo, loro utilizzavano un tablet, quindi aveva inviato questa canzone, questa dedica alle 3 di mattina. Quindi sapete che eravamo tutti, il nostro orario era H24, sia i docenti, i dirigenti, il personale amministrativo, perché ricevevano le telefonate delle famiglie a qualsiasi ora del giorno e della notte, qualsiasi giorno della settimana.
Domenica scorsa è stata una domenica non feriale, non festiva, ma è stata una domenica di lavoro regolare, in vista degli scrutini, c'è personale chiamava l'amministrativo con mezz'ora è tornata, ma questo significa che comunque diciamo che è stato un coinvolgimento totale della scuola, sicuramente. Professoressa Cavalieri, è vero che qualcuno, mentre eravate magari a fare la didattica a distanza, ha detto scusi, posso andare in bagno? Pur essendo a casa sua? No, a me non sono capitati fatti particolari, piuttosto ho visto che i ragazzi si sono molto appassionati, soprattutto c'è stato un primo momento in cui loro erano entusiasti, hanno fatto di tutto per lavorare e lavorare con grande senso di responsabilità. No, non ci sono stati particolari eventi, i ragazzi però tramite Classroom, tramite le piattaforme hanno prodotto tantissimi lavori multimediali meravigliosi, per cui io sono molto contenta anche perché durante questo lavoro ho potuto scoprire delle competenze di alcuni ragazzi che scolasticamente in presenza io valutavo meno rispetto a quanto poi hanno dato nella didattica a distanza. Quindi questo mi ha consentito anche di scoprire dei ragazzi, sembrerà strano e paradossale, ma di scoprire delle risorse di ragazzi che conoscevo poco. Ma il programma, quello che avevate preventivato all'inizio di anno scolastico, si è potuto portare a termine o insomma avete dovuto fare anche voi di necessità virtù e un po' limare le cose? Ecco. Sì, durante la didattica a distanza nel mese di marzo, a fine marzo, noi abbiamo rimodulato la programmazione. Quindi programmato contenuti essenziali, obiettivi minimi, perché evidentemente c'erano dei rallentamenti, non sempre si riusciva, intanto questi ragazzi non potevano stare 6-7 ore davanti al computer, quindi alternavamo le videoconferenze con un orario prestabilito deciso dal consiglio di classe, alternavamo le videoconferenze a lezioni di altro tipo, materiale che noi inviavamo, quindi evidentemente il rallentamento c'è stato, però per quanto mi riguarda, dico, io sono riuscita a completare il programma che all'inizio anno avevo presentato e avevo programmato, ma con obiettivi minimi, contenuti più semplificati. Bene, all'inizio il sindacalista Gaetano Bonvissuto diceva che naturalmente ci sono state anche molte problematiche per quanto riguarda il discorso anche nazionale, no? Con le varie circolari, le varie disposizioni, una volta si doveva fare in un modo, l'altra volta si doveva fare in un altro. Dottore Russo, la difficoltà insomma era quotidiana praticamente. Ma guardi, noi ci siamo trovati dall'oggi al domani a dover attivare un sistema per il quale non eravamo certamente né pronti né attrezzati. Ciononostante, i colleghi dirigenti scolastici in tutta Italia si sono responsabilmente messi in moto per garantire il diritto all'istruzione a tutti i ragazzi. Allo stesso tempo, devo dire, come diceva professore Bonvissuto, i docenti sono stati all'altezza della situazione, i ragazzi hanno capito anche il senso di quello che si stava vivendo e le famiglie hanno fatto in modo che l'esperienza di apprendimento dei loro figli non si interrompesse. Lei chiedeva qualche aneddoto rispetto a questo, ovviamente. Sì, qualcosa magari di allegro, di interessante o di curioso. Ci sono state situazioni di alunni che erano meno presenti o che cercavano insomma l'escamotage per partecipare di meno, sia all'inizio che nel corso del prosieguo dell'attività didattica a distanza, e nelle scuole che ho l'onore di dirigere, che è l'Istituto Anna Frank di Agrigento e l'Istituto Foderà, sempre di Agrigento, mi hanno segnalato i docenti le situazioni più critiche, tanto che un giorno tra un atto amministrativo e un altro mi sono messo il telefono in mano e ho chiamato alcuni genitori e alcuni ragazzi, e devo dire che il riscontro è stato positivo sia da parte dei genitori, che sono resi conto con l'intervento del dirigente scolastico che tutto sommato ci voleva un po' più di attenzione per quei ragazzi, quei casi limitati che sono stati un po' ai margini della didattica a distanza,
ma mi ricordo un ragazzo al quale ho detto, dico, guarda che non è una cosa usuale che ti debba telefonare il preside per dirti che ti devi impegnare un poco per fare scuola. E lui mi ha detto sì, effettivamente lo sto apprezzando tanto, mi sto rendendo conto che effettivamente è venuta meno un po' di responsabilità. Quindi sono, diciamo, anche questi passaggi sono serviti anche per far crescere un po' di più la consapevolezza della drammaticità del momento che stavamo vivendo e anche al tempo stesso acquisire di più il senso del dovere, sia da parte del personale della scuola che, ripeto, ha risposto in larga parte a questa sfida della didattica a distanza, che credo si possa dire che abbiamo vinto, se ovviamente sempre con i limiti e le difficoltà della situazione, sia da parte delle famiglie che da parte degli alunni. Credo che questo sia un elemento che dobbiamo mantenere, perché ci ha fatto crescere come comunità, ma non solo come comunità scolastica, ma credo come comunità sociale e civile nel nostro paese. Le difficoltà ci sono state, è inutile nasconderselo, e finisco. Gli atti, le circolari, le ordinanze, le disposizioni, i DPCM, i decreti legge si sono succeduti e accavallati, anche sul piano amministrativo talvolta hanno creato grosse difficoltà. Tuttavia, per fare un po' così, diciamo, esporre il fianco un po' a una vena polemica rispetto a quello che diceva Gaetano Bonvissuto, io credo che questo non sia il tempo per scioperare o per lamentarsi o per reclamare. Certo, vanno messe in evidenza alcune contraddizioni, però al tempo stesso credo che questo sia il tempo perché ciascuno di noi faccia bene il proprio dovere e lo faccia fino in fondo. Sicuramente un qualcosa che si è inceppato c'è stato, non ce lo aspettavamo nessuno, anche noi dal punto di vista giornalistico. Io sono un pubblico dipendente, abbiamo scoperto lo smart working, questo lavoro agile che all'inizio non si capiva e non si sapeva bene che cosa fosse, e poi insomma piano piano ci siamo abituati. Sandro Capizzi, come hai vissuto tu questo nuovo modo di essere alunno, questo nuovo modo di essere presente a scuola pur essendo comodamente seduto a casa? Ma le emozioni si alternavano sicuramente, perché da un lato non mi sarei mai aspettato di essere interrogato un giorno tramite uno smartphone. Era anche un momento per, possiamo dire, distrarci dal fatto del lockdown, dal fatto di stare chiusi all'interno delle abitazioni. Quindi la didattica a distanza non ci ha solamente aiutato a crescere nel percorso di studi, ma anche aiutato a superare questa situazione di emergenza. Inizialmente ci siamo trovati spaesati perché non sapevamo usare bene, ad esempio, Skype, prima WhatsApp, poi Google Classroom, però poi con il passare del tempo ci siamo ambientati. Vabbè, per fare un po' le comunelle con gli amici, insomma, questo sì. Per la scuola forse la cosa era diversa. No, il discorso di Skype, io ad esempio non avevo neanche Skype sinceramente sul computer, quindi è stata doverla installare, dover capire bene come funzionava, la telecamera che non funzionava bene, poi infatti alla fine ho preferito il telefonino, molto più semplice. Poi sicuramente ci ha aiutato quindi a crescere e penso che sia io che la mia classe l'abbiamo vissuta nel migliore dei modi. È cambiato un po' il rapporto con l'insegnante? Cioè il fatto così di avere questa responsabilità personale, non essendo in classe, essendo a casa, avere insomma una cosa veramente diretta solo col telefonino, ecco, non avendo più il contatto umano. Possiamo dire che le relazioni sono diventate più familiari, possiamo così definirle. Addirittura ricordo c'era un docente che prendeva il caffè insieme a noi, questo è un esempio. Quindi ci siamo avvicinati anche nei rapporti umani, sicuramente. Certe cose che ad esempio in classe non facevamo, è cambiata un pochettino la situazione e penso anche meglio. Cambiate meglio, professoressa Cavaleri? Sì, per certi aspetti questo entrare nella dimensione familiare di ciascuno, cioè vedere le stanzette dei propri alunni, vederli nella loro quotidianità, nella loro casa, e loro vedevano noi ovviamente, hanno conosciuto le mie figlie perché di tanto in tanto si avvicinavano, quindi
scolastico è sicuramente questo aspetto familiare che manca nel lavoro. Il lavoro, ovviamente nella vita lavorativa siamo insegnanti alunni, qui eravamo insegnanti alunni dentro degli spazi familiari, degli spazi della famiglia. Sì, è cambiato, certo, a me è mancata tanto la relazione diretta, quella insostituibile. Ovviamente si è trattato di un'emergenza e questi strumenti vanno bene per le emergenze, però non possono mai sostituire la relazione in presenza. Magari la tipologia di insegnamento, no? Una materia piuttosto che un'altra si prestava di più o di meno a questa didattica a distanza. Sì, certo, parti di materie, contenuti della stessa materia che si prestavano maggiormente, quindi noi abbiamo privilegiato per esempio la concentrazione di moduli, io insegno latino e greco e quindi noi generalmente durante la settimana facciamo un'ora di classico, un'ora di letteratura, un'ora di grammatica e invece questa volta durante la didattica a distanza abbiamo concentrato, quindi per 2 settimane letteratura, poi per 2 settimane classico, perché altrimenti i ragazzi si disorientavano. Quindi abbiamo dovuto rimodulare, rivedere le nostre consuetudini didattiche. Gaetano Bonvissuto, in relazione a quello che diceva prima il dottore Russo sul fatto che in questo periodo bisogna essere più uniti piuttosto che lottare, quali sono stati i 2 o 3 punti principali della vostra forma di lotta nella scuola? Vede, lo sciopero nazionale unitario di tutta l'organizzazione sindacale non è stato fatto per chiudere quest'anno scolastico, abbiamo visto che si deve chiudere in ogni caso, visto gli sforzi fatti da tutti, dal personale della scuola, dalle famiglie e dagli alunni. La nostra preoccupazione è il futuro, cosa ci riserva il 1° settembre, quando dovremmo rientrare a scuola. Ora, se nel bilancio dello Stato, con tutti questi miliardi messi a disposizione dalla Comunità Europea, con tutti i miliardi che stanno girando, non si fanno investimenti seri di risorse umane e di risorse economiche, noi crediamo che a settembre avremo grossi guai nel riaprire l'anno scolastico. L'esempio più concreto: se noi dobbiamo continuare a convivere con questo virus, con questa epidemia, noi abbiamo bisogno di più spazi nelle scuole. Non possiamo dire che rimandiamo tutti gli alunni, 20 alunni, 25 alunni nelle nostre classi e l'insegnante nella classe. Non ci sono gli spazi fisici. C'è da fare investimenti sull'edilizia scolastica. Ora, con 1,5 miliardi messi a disposizione dello Stato, noi non garantiremo nessun servizio ai nostri ragazzi, nemmeno mettiamo in sicurezza il personale. Consideri pure che nessuno si è mai occupato e si è preoccupato fino adesso dei nostri ragazzi. Noi abbiamo molti ragazzi pendolari che viaggiano su quei benedetti pullman che sappiamo come arrivano, super affollati. Qualcuno si è preoccupato di dire alle ditte: guardate che a settembre con il distanziamento ci vogliono il raddoppio, il triplicare le corse. Noi stiamo facendo tutto così, all'acqua di rose. Le motivazioni dello sciopero: abbiamo detto che occorrono figure professionali. L'esperienza di quest'anno dell'assistente tecnico anche negli istituti comprensivi, io credo che vada regolamentato e stabilizzato. Sono figure essenziali nella scuola per dare un contributo sia ai docenti, un contributo tecnico ai docenti, ma anche alle scuole. Non si può prescindere, come ho fatto quest'anno il Ministero, mettiamo assistente tecnico fino a giugno e poi da settembre poi vediamo. Non funziona così. La scuola va programmata, non è una cosa qualsiasi, è un'istituzione riconosciuta dalla Repubblica e deve essere fruibile da tutti i cittadini. Quindi abbiamo bisogno di figure professionali. Immagino, chiedo ai nostri dirigenti, provate a pensare di mettere in sicurezza le scuole con quel pochissimo personale ATA, specialmente la figura di collaboratore scolastico che abbiamo nelle scuole. Non riusciamo oggi a garantire la sicurezza per salvaguardare l'ingresso o durante l'attività di ricreazione nelle scuole. Figuriamoci il prossimo anno che dobbiamo sanificare continuamente le aule e i suppelletti delle scuole. Ci vogliono investimenti concreti. Lo sciopero è finalizzato a come ripartiamo il prossimo anno, non a quello che è successo quest'anno. E poi nessuno parla più del benedetto contratto del personale della scuola. Io credevo che, visto quello che siamo riusciti a fare, un passo avanti il Ministero avrebbe dovuto farlo. Il rinnovo del contratto, così come per i sanitari che hanno dato la vita in questa brutta vicenda, anche per il personale della scuola.
visto che il merito che ci è stato riconosciuto da tutti, dalle famiglie, ma non solo, ma da tutta la società. Perché siamo riusciti a fare didattica senza avere nessuno strumento, inventandoci la didattica, dobbiamo dirlo. I nostri ragazzi, se non era per loro, noi non avevamo questa capacità di fare didattica a distanza. Quanti soldi si sono investiti in formazione per il personale della scuola? Nessun investimento al lumicino. Si è data quella carta ai docenti che ognuno si è comprato il computer o lo smartphone, quello che voleva. Ma il personale ha bisogno di formazione continua per adeguarla ai tempi dei nostri ragazzi, ai nostri studenti. Una formazione continua è anche un modo diverso forse di intraprendere e di vedere la scuola nei suoi spazi anche fisici. Dottoressa Monreale, voi siete anche dirigenti e manager, insomma a settembre vi aspetta proprio un gran lavoro, anzi forse credo che in estate invece di andare a mare dovrete un po' programmare tutto quello che succederà a settembre. Sì, sicuramente già da adesso già abbiamo iniziato comunque a cercare di capire come affrontare questo nuovo anno scolastico. Le incognite sono tante e do ragione al professore Bonvissuto quando dice che il Ministero è stato poco attento alle risorse. Cioè, il grosso problema saranno anche i collaboratori scolastici. L'organico invece di essere ampliato quest'anno è stato ridotto di unità. Quindi io ho avuto 4 collaboratori scolastici che andranno in pensione che non vengono rimpiazzati. Quindi capite che gestire un'organizzazione, un'emergenza, comunque un rientro in sicurezza, in queste condizioni diventa molto difficile. Anche perché gli spazi fisici nei nostri paesi, nei nostri piccoli comuni, alternativi alla scuola sono ben pochi. Noi non abbiamo grosse città, nelle grosse città ci sono i teatri, ci sono i musei, ci sono gli spazi verdi. Nei nostri paesi purtroppo questi spazi non esistono, o meglio sono molto limitati. E quindi gli spazi alternativi è l'esterno, cercheremo di migliorare molto l'esterno, temperatura permettendo, ma avremo serie difficoltà sicuramente. Certo, io sono convinto che bisogna un po' riprogrammare tutto. Faccio un esempio, diciamo, pratico e giornaliero. L'altro giorno dovevo andare a un funerale, non ci sono potuto andare perché fuori dalla chiesa c'era messo che bisognava, c'erano solo a disposizione 32 posti e 32 posti per questo distanziamento del personale, quindi la chiesa era solo quello. Se questo distanziamento deve andare ugualmente misurato all'interno delle scuole, una classe di 30 cos'è? Si riduce a 10-12 e gli altri dove vanno? Abbiamo bisogno di 3 aule per una classe normale, dottoressa Monreale? Sì, abbiamo bisogno di triplicare gli spazi. Noi abbiamo provato proprio materialmente a riorganizzare la scuola in funzione del rientro. In alcuni pressi devo dire che tutto sommato abbiamo a disposizione aule abbastanza grandi, corridoi vasti, aule alternative, aule a laboratorio, quindi in alcuni pressi sarà più semplice poter riorganizzare. In particolare abbiamo un presso che è molto ambienti molto stretti, classi molto numerose, quindi nell'ordine di 27-28 alunni, lì è molto difficile. Io ho già avuto un'interlocuzione con il sindaco, anche lui è molto preoccupato perché come dicevo prima, gli spazi fisici alternativi sono veramente ridotti. Passeremo l'estate non sicuramente spiaggia come gli altri, o meglio, come non abbiamo fatto veramente negli ultimi anni, insomma le ultime estati sono sempre state molto calde. Però sicuramente dovremmo stare a scuola a pensare come riorganizzare soprattutto gli spazi fisici. Sono sicuramente questi quelli che mi preoccupano di più. Dottore Russo, chi è il tuo interlocutore allora? Con chi ti devi rapportare? Cioè non è che insomma puoi fare Abracadabra e l'Anna Frank da 30 classi diventa 60 classi, insomma. L'Anna Frank c'ha già 65. Nel senso di raddoppiare gli spazi necessari. Quindi già ce le ha e ce le ha distribuiti su 11 plessi. Per quanto riguarda gli istituti comprensivi, il nostro interlocutore è il comune, quindi il sindaco, l'assessore, l'amministrazione comunale. Per quanto riguarda gli istituti superiori è la provincia, è il libero consorzio comunale ex provincia. Il problema, io per tornare a quello che diceva Gaetano Bonvissuto, io non discuto che i problemi che lui ha sollevato sono quelli reali, effettivi, il problema del personale, il problema degli organici, il problema della rimodulazione del servizio scolastico in genere,
dell'offerta di formazione, diciamo, adeguata alla situazione dell'emergenza sanitaria. Quello che volevo sottolineare nel mio intervento era che secondo me in questa fase occorre un'interlocuzione anche di tutte le associazioni, dei sindacati, delle forze sociali e culturali, un'interlocuzione propositiva oltre che di protesta, perché non credo che sia un momento facile per protestare. Mi metto nei panni di quegli infermieri e di quei medici che ogni mattina andavano in ospedale o negli studi medici e magari senza avere i dispositivi di protezione individuale, e ne sono morti tanti. L'appello mio era un appello più di carattere deontologico e, diciamo, metodologico strategico nei confronti anche dell'amministrazione della pubblica istruzione, che per molti versi fa fatica, ma fa fatica anche perché questa era una situazione così straordinaria. Cioè, la pubblica istruzione faceva fatica in tempi ordinari, figuriamoci in tempi straordinari. Il problema della sicurezza degli edifici scolastici esisteva già in tempi ordinari, figuriamoci con questa complicazione delle restrizioni e delle limitazioni dovuti al distanziamento sociale o all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Con questo cosa voglio dire? Non è che siccome già c'erano questi problemi non li dobbiamo considerare. Voglio dire che li dobbiamo considerare, ma li dobbiamo affrontare in maniera più responsabile e più attenta per far sì che si possano trovare delle risposte. Ci sono delle situazioni del tutto insolute ancora, non sappiamo come ci dovremo muovere. La collega Gabriella faceva riferimento al fatto che ci sono alcune situazioni di edifici scolastici che si prestano a essere in qualche modo favorevoli, diciamo, anche alle modalità di riutilizzo degli spazi. Ci sono altre che ovviamente non si prestano. E io temo che gli enti locali non siano preparati, sia perché non lo sono stati in passato, sia perché ancora gli strumenti reali e concreti non ne sono stati ipotizzati. E, paradossalmente noi della scuola, il personale della scuola, pur non essendo preparato ad affrontare una sfida come quella tecnologica della didattica a distanza, che presuppone non solo un uso delle tecnologie, ma presuppone anche un ripensamento della modalità di fare scuola, della didattica in genere. E devo dire che in questo senso sono stati più avvantaggiati i docenti che già lavoravano secondo forme di didattica attiva, di didattica personalizzata, con strumenti anche tecnologici che venivano utilizzati anche durante la didattica in presenza. Io penso ai miei insegnanti che per esempio portavano avanti i progetti europei e quindi di collegamento anche a distanza con le altre scuole che fanno parte del partenariato, che tutto sommato hanno utilizzato gli stessi strumenti che utilizzavano per mettersi in contatto con le scuole austriache o con la scuola bulgara o con la scuola slovena o irlandese, le hanno utilizzate anche per interagire tra di loro. Noi in qualche modo siamo più flessibili, siamo più in grado di affrontare l'emergenza. Io temo che gli enti locali e le amministrazioni pubbliche facciano più fatica. Il vero nodo, la vera sfida sarà questa, perché mettere in sicurezza una scuola, pensare che a scuola basti mettere gli alunni a 1 metro di distanza l'uno dall'altro, come se fosse un ufficio pubblico, come se fosse l'ufficio postale dove basta segnare per terra lo spazio di riferimento, con gli alunni non può funzionare così. Pensate ai bambini della scuola dell'infanzia, pensate ai bambini della scuola primaria che sono stati bravissimi e hanno imparato a usare il loro computer, a usare le piattaforme, ma il bambino che si muove, la scuola è un ambiente dinamico, non è un ambiente statico. Quindi da questo punto di vista o ci saranno delle condizioni di vivibilità per la ripresa delle attività a settembre, oppure alla fine sarebbe meglio... Bisognerebbe reinventare un po' tutto. Sarebbe meglio continuare? Sarebbe meglio proseguire con la didattica a distanza se non ci sono le condizioni di vivibilità minima. Certo, ne sono convinto, anche perché, come diceva lei... Allora sì, ma se dobbiamo avere sempre il timore, la mascherina, il plexiglass, secondo me sono questioni che non si possono applicare alla scuola. Certo, anche perché la metodologia è diversa dal liceale oppure dal bambino della scuola elementare. Ritorniamo allo studente. Sandro, come ti stai preparando per
per affrontare la maturità, anche se diciamo un po' diversa. Non credo che ci sia più lo scritto, è stato annullato lo scritto, si farà l'orale. La notte prima degli esami, quella nostra, era 40 anni fa, sicuramente un po' apprensiva. La tua è ancora emotiva oppure sei più rilassato? Rilassato discretamente, in quanto è sempre un esame, una prova che devo superare, quindi quella tensione emotiva c'è. Mi sto preparando, ripassando tutto quello che sicuramente abbiamo fatto durante il corso dell'anno, quindi ripetendo i programmi delle varie discipline. Poi stiamo sviluppando un elaborato che i docenti di indirizzo del corso appunto di studi ci hanno rilasciato, in quanto la ministra ha detto che si doveva svolgere un elaborato e parlarne durante poi il corso dell'esame, un elaborato attinente appunto alle discipline che erano uscite durante il corso della seconda prova. Io faccio un esempio: al geometra stiamo preparando un elaborato sulle materie di topografia ed estimo. Inizialmente quindi questo, poi ripassando materie, le altre materie, focalizzando anche su quella che è stata l'esperienza di alternanza scuola-lavoro, poiché è un punto richiesto durante il colloquio d'esame, e poi un piccolo accenno all'esperienza coronavirus che abbiamo vissuto, quindi come abbiamo vissuto questo periodo di didattica a distanza. Sandro, ti senti di pensare che il tuo sarà un esame un po' sottotono, un esame di serie B, una maturità un po' così o no? No, credo che il mio esame sia come tutti gli altri, perché ci siamo impegnati fino alla fine, abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati di raggiungere, quindi alla fine è un esame certificato, un esame a tutti gli effetti, non assolutamente un esame di serie B. Un esame normale, professoressa Cavaleri? Ma un esame particolare, eccezionale, come è stato quest'anno eccezionale. D'altronde è giusto così, è coerente con tutto l'ultimo periodo. Penso che questi ragazzi proveranno una grande emozione, invece, a mio avviso, perché dopo 3 mesi in cui non sono stati a casa, a scuola, ritornare non in condizioni normali, perché ritroveranno sicuramente uno spazio strutturato in maniera molto diversa, banchi a grande distanza gli uni dagli altri, saranno interrogati nei corridoi della scuola, quindi chiaramente è una situazione particolare. L'esame è sempre un esame, per questi ragazzi sarà veramente quel rito di passaggio che ha rappresentato per tante generazioni. Quindi sì, straordinario, un esame straordinario, di quelli che speriamo di ricordare come l'esame della seconda guerra mondiale. Camilleri ricordava il suo esame di Stato nel 1943, quello che non ha fatto, in realtà lui non l'ha fatto. Noi invece ricorderemo questo, un esame eccezionale. Dottore Russo, qual è la motivazione in più che debbono avere questi ragazzi? Io credo che per i ragazzi è un'occasione non solo unica e ripetibile come lo è l'esame di Stato, ma è un'occasione anche di tipo storico, perché questo sarà l'esame del Covid-19, sarà l'esame della pandemia che verrà ricordato. Sandro, fra 20 anni, racconterà a suo figlio di quando ha fatto l'esame all'epoca del Covid, che cosa ha rappresentato, come era strutturato l'esame. Sarà un'esperienza che appunto passerà alla storia. E quindi, come diceva lui, secondo me non ha niente di meno, ma anzi qualcosa di più rispetto agli esami del passato. Si devono preparare in maniera responsabile. I ragazzi di terza media non l'hanno fatto l'esame, dottoressa Monreale, o se lo hanno fatto in che modo? No, lo faranno nella scuola che io dirigo, lo faranno a partire da giovedì 11, lo faranno in modalità di videoconferenza, quindi non è un'interrogazione, è proprio la presentazione di un elaborato al consiglio di classe. Anche lì è un'esperienza nuova, una qualcosa di eccezionale, non si è mai verificato un esame svolto in questa maniera, però devo dire che sono molto stimolati, anche loro hanno gradiscono questa modalità, piuttosto che il classico esame, quindi le prove scritte, poi la famosa interrogazione finale, che non dovrebbe mai essere un'interrogazione, però insomma che diventa un po' il colloquio finale.
sono tranquilli, ecco, emozionati perché comunque devono affrontare un esame, ma non particolarmente preoccupati. Quindi penso che anche lì lo ricorderanno comunque sicuramente come un esame particolare, come lo è per la secondaria di secondo grado. In questo studio virtuale di Target non abbiamo rappresentati i cosiddetti personale ATA, no? L'amministrativo, tecnico e gli ausiliari, ma credo che siano un elemento importantissimo per la scuola. Gaetano Bonvissuto, vuoi spendere tu 2 parole per questa categoria importante della nostra scuola? Io direi fondamentale per il funzionamento della scuola. Penso agli assistenti amministrativi che sono stati impegnati nelle scuole anche durante l'epidemia, perché dovevano assicurare i servizi minimi, e per quanto riguarda anche la pulizia, i collaboratori scolastici, gli assistenti tecnici, tutto personale che non si è tirato indietro. Devo dire con sincerità, ognuno ha fatto la sua parte. Anche se qualche eccezione c'è stata di qualche dirigente, ma sono casi isolati che non vanno nemmeno la pena a rammentare. Però devo dire che la stragrande maggioranza del nostro personale ha capito l'importante, seguendo l'esempio, come diceva il dottore Russo, del personale sanitario, perché quello è stato un esempio per tutti i lavoratori. Hanno dato esempio a tutti che si deve rischiare anche nei momenti difficili. Noi ci aspettavamo una ripartenza diversa, pensavamo che era l'occasione giusta per dare finalmente il giusto lavoro alla scuola, a iniziare dagli edifici scolastici, della messa in sicurezza dei nostri ragazzi e del personale della scuola. Quei finanziamenti messi in mano ai comuni, all'ex provincia, ai consorzi provinciali, sono insufficienti, perché se noi pensiamo che abbiamo ancora locali in affitto nelle scuole superiori, come pensiamo di mettere in sicurezza quei locali in affitto? Come pensiamo di mettere in sicurezza locali come gli ex conventi, dove sono allocati principalmente bambini di scuola, dell'infanzia e di scuola primaria? Cioè, questa doveva essere l'occasione di ripartire e dare slancio di nuovo a una vera scuola italiana. Quello che tutti hanno sempre detto, ma che poi non si fa. Pensate alle cose stupide, alle cose che possono sembrare banali. Noi abbiamo 2 istituti agrari, porto questo esempio perché è sintomatico di quello che il ministro non riesce a comprendere. 2 istituti agrari che utilizzano i fitofarmaci nell'istituto. I nostri ragazzi non imparano a lavorare il biologico e a trattare il biologico, imparano come tutti a usare i fitofarmaci. Ora, questo è realistico ancora nella società di oggi? Perché ad esempio non si utilizzano i fondi europei per mettere i pannelli solari su tutte le scuole e rendere autonome le scuole e risparmiare anche gli enti locali? Perché non si fa nulla per rendere agibile l'istituzione scolastica? Rendere oggi, alla scuola di oggi, il dottor Russo parlava delle scuole all'estero, ma quando i colleghi vedono le scuole all'estero c'è veramente da impallidire. Se non parliamo delle scuole del nord Europa, ma quantomeno della Francia, della Germania, dei paesi vicini a noi. Lì non ci sono gli spazi che abbiamo noi, angusti, dove lo studente già entra svogliato. Dobbiamo invogliare lo studente accogliendo in un ambiente sano, in un ambiente degno di essere chiamato aula scolastica. Quanti edifici abbiamo carenti, o con le pareti screpolate, o con i soffitti che sono messi male? E con 1,5 miliardi voi pensate che risolviamo il problema di tutte le scuole italiane in questo modo? Deve essere l'occasione del rilancio della scuola pubblica, fare investimenti reali. Rammento che solo negli ultimi 5 anni, 6 anni, scusatemi, sono stati tagliati qualcosa come 8 miliardi alla scuola pubblica italiana. In nessuno Stato europeo è successo questo. In tutti gli Stati europei, nei momenti di crisi, quando c'è la crisi finanziaria, sono aumentati i finanziamenti proprio nell'istruzione, nel settore fondamentale per un paese civile. È da lì che nasce il progresso, è da lì che nasce l'economia migliore. Certo, ci siamo accorti che hanno tagliato tantissimi soldi. Ci siamo accorti che hanno tagliato tantissimi soldi alla sanità pubblica proprio nel momento cruciale quando la sanità doveva essere messa in primo piano. Di maggiore, casualmente. Bene, come vedete in alto leggete anche io lo leggo, insomma, il tempo trascorso, siamo già a 50 minuti. Leggevo che la dottoressa Monreale sarà presidente di una commissione di esami al liceo Empedocle. Dottoressa Monreale, una presidente cattiva? No, assolutamente no. I ragazzi
noi siamo, i presidenti di commissione sono i garanti della legalità dell'esame di Stato, quindi non vanno nelle scuole per andare a punire i ragazzi, assolutamente. Quest'anno per me sarà un'esperienza particolare perché andrò a dirigere una commissione di un liceo musicale, quindi il primo anno che si svolgono esami nel liceo musicale, perché questo liceo, ricordiamo, è stato fortemente voluto dalla collega Teresa Buscemi e che arriva al compimento del quinto anno. Quindi sarà un esame particolare, sarà particolare sia nella sua strutturazione, perché comunque è particolare l'organizzazione del liceo musicale, sia perché in questa situazione emergenziale, se per le altre classi sono necessari spazi raddoppiati, voi capite che questi ragazzi hanno bisogno di spazi enormi per poter presentare il loro elaborato. Ho avuto dei contatti informali con alcuni docenti della commissione che mi hanno inviato dei video dove mi mettevano un po' a conoscenza della situazione strutturale degli ambienti, faremo esami al consorcio universitario proprio per avere spazi più ampi e dove appunto l'aula sia dove faremo la commissione, faremo la riunione plenaria e l'aula magna, ma dove i ragazzi presenteranno i loro elaborati saranno delle aule magne, perché comunque per mettere in sicurezza i ragazzi e i loro strumenti, capite, abbiamo bisogno di grandi spazi. Quindi sarà il dottore Russo particolare. Il dottore Russo invece è presidente a Sciacca, anche lì un liceo classico, Fazzello credo, vero? Sì, esatto, sì, esatto. Sarò impegnato a partire dal 15 giugno con le riunioni preliminari e poi dal 17 si parte con i colloqui e le presentazioni degli studenti. Sono esperienze per noi certamente interessanti, anche se giungono poi al termine di un anno scolastico peraltro già gravoso e carico di tante fatiche, però gli esami sono un'occasione anche per noi per interagire direttamente con gli studenti, per conoscere in realtà anche di altre scuole. Peraltro quest'anno con la commissione tutta interna ci sarà un'interazione proprio quasi con il consiglio di classe di quelle classi quinte che si apprestano a realizzare gli esami, quindi c'è anche un confronto professionale molto utile e molto produttivo. Devo dire che l'esame di Stato, come dicevo poco fa anche per Sandro, è un'esperienza per i ragazzi unica e significativa, rappresenta, come diceva la professoressa Cavalleri, questo passaggio, diciamo, all'età adulta e devo dire che è anche l'occasione proprio per conoscere meglio lo spirito, non solo la formazione e la preparazione, ma anche il carattere, il temperamento dei ragazzi che viene fuori in questo momento di prova. È una sorta di spaccato anche per chi lo sa leggere, per chi ci prova, come io cerco di provarci, uno spaccato per cercare di capire come saranno come sarà la nuova classe dirigente, come saranno le nuove generazioni di persone che poi guideranno le nostre comunità, guideranno questo paese. E credo che sia un'occasione da valorizzare e che rappresenta per la scuola un fiore all'occhiello per come riesce a far concludere l'esperienza di formazione a questi ragazzi. Io sono stato al liceo Fazzello per attività di formazione dei dirigenti scolastici che abbiamo realizzato nel 2019, ero già stato anche in passato per altre attività di formazione con i docenti. È una realtà scolastica molto viva e molto dinamica, mi fa molto piacere tornare in quella scuola guidata dalla collega Giovanna Pisano, che già mi ha espresso il suo più caldo benvenuto quando ha saputo della nomina. Bene, io l'altro giorno mi sono occupato per il giornale con cui collaboro, il giornale online Sicilian Press, di didattica a distanza e guarda caso parlavo con un professore dell'istituto alberghiero, no? Cioè, della difficoltà perché all'istituto alberghiero poi loro devono cucinare, e invece anche lì, dottore Russo, hanno trovato la giusta via, le ricette che vediamo in televisione, nei vari programmi della cucina, in tutti i canali con i grandi chef, si fanno. Della televisione. Ecco, cioè noi non dobbiamo fare la didattica a distanza anche per un istituto alberghiero, e devo dire che ne è venuto fuori anche delle belle cose, delle ricette un po' particolari. Certo,
non sono state assaggiate, però dalla presentazione era veramente una cosa singolare. Bene, siamo arrivati praticamente quasi alla fine del nostro incontro, abbiamo parlato di scuola e credo che abbiamo affrontato veramente delle argomentazioni importanti che interessano veramente una larga fetta del nostro territorio. Adesso ci avviamo alla conclusione di Ciavo e nel salutare i miei gentili ospiti, ma anche voi nel salutare i nostri telespettatori, non lo dovete fare in maniera così molto classica, no? Grazie di avermi invitato, buonasera, buon lavoro, eccetera, eccetera. No? Bisogna che lo facciate in maniera un po' particolare, non lo so, con una citazione, con una frase, con un ricordo, con un aneddoto, con un buon proposito, perché noi, a prescindere da tutto, non c'è Covid che tenga, il nostro bicchiere è sempre mezzo pieno. Ancora un minuto di pubblicità e poi ci avviamo ai saluti per questa puntata di Target. Io resto a casa e studio online. Scelgo tra i 49 corsi di laurea e l'ampia offerta formativa dei master e degli esami singoli integrativi, oltre che 24 CFU necessari per diventare insegnante. Ho tutto online, lezioni, tutor ed esami. Tutto questo grazie al consorzio universitario Unicurs e all'Università e Campus. Iscriviti online o informati allo 0922 65 16 72 o visita il sito unicurs.it. Eccoci di qua per quanto riguarda allora la chiusura del nostro appuntamento. Grazie della presenza e della partecipazione, un in bocca al lupo a Sandro Capizzi e il suo esame di maturità al tempo del Covid per il Brunelleschi. Il tuo saluto, Sandro. Grazie, io auguro a tutti i ragazzi che sono e che a settembre dovranno tornare a scuola, si spera, un rientro in sicurezza più fattibile, senza troppe restrizioni, diciamo. Quindi questo è il mio augurio, il mio saluto. In bocca al lupo a te e a tutti quanti devono fare la maturità. Grazie della presenza e della partecipazione alla professoressa Lilia Cavaleri. Sì, il mio pensiero a tutti gli studenti, ai miei studenti e a tutti gli studenti della scuola. C'è un tempo per ogni cosa, abbiamo vissuto, è stato un tempo di emergenza quello che abbiamo vissuto. Il mio augurio è che ciascuno di noi possa fare tesoro di questo tempo e di questa esperienza così particolare. Grazie della presenza e della partecipazione, buon lavoro e non siamo cattivi nel protestare. Al segretario provinciale della FLCCGL Gaetano Bonvissuto. L'augurio è che finalmente tutti hanno capito l'importanza della scuola pubblica italiana. Teniamoci alla stretta. Grazie della presenza e della partecipazione e buon lavoro a Gabriella Monreale, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Milani. Sì, il mio augurio è che dobbiamo amare questo lavoro che facciamo, ciascuno per la propria parte, e quindi affrontare quello che ogni giorno ci si presenta davanti con grande gioia, anche lasciando da parte quelle che sono le problematiche organizzative e spicciole. Dirigere una scuola è veramente qualcosa di particolare che si ama fare veramente, e quindi anche il prossimo anno sarà un bell'anno anche quello, non avremo sicuramente, i nostri ragazzi torneranno a scuola e faranno bene come hanno fatto quest'anno. Grazie della presenza e della partecipazione, devo dire anche grazie per essermi stato da gancio nel contattare gli altri ospiti della puntata di questa sera, al professore Alfio Russo e con lui anche a tutti i presidi, considerato che lui è il presidente appunto dell'associazione che li racchiude. Sì, io le rubo qualche secondo in più perché visto che lei ha richiamato questo aspetto che caratterizza anche la mia esperienza professionale in questo momento, vorrei ricordare i colleghi. Noi abbiamo perso 3 colleghi nell'arco di meno di 3 anni. Maria Giovanna Cassaro, Teresa Buscemi, che veniva ricordata da Gabriella, e Antonietta Monreale proprio qualche mese addietro. Sono state delle presenze molto significative nel mondo della scuola e hanno caratterizzato, e mi piace ricordarli in questo momento perché hanno rappresentato dei punti di riferimento molto seri e significativi per la nostra professione.
Che dire nel concludere? Quello che conta alla fine è la disponibilità ad imparare. Questo vale per tutti, vale per gli studenti, vale per i docenti, vale per i dirigenti. Se siamo aperti e pronti a metterci in gioco, siamo sulla buona strada. E come diceva, visto che lei voleva una citazione, Daniel Pennacchi, il mondo che mi ha salvato dalla scuola, se non 3 o 4 insegnanti. E così come è importante avere un buon sistema sanitario, è molto importante avere un buon sistema di formazione e di istruzione, perché da lì vengono fuori poi quelli che sono gli elementi che caratterizzano le nuove generazioni. Un augurio a tutti gli studenti, a tutti gli insegnanti e colleghi che si apprestano ad affrontare le operazioni finali dell'anno scolastico. Bene, grazie miei gentili ospiti della vostra presenza e della partecipazione, avete sicuramente arricchito il mio programma, grazie anche e soprattutto al gentile pubblico che anche questa volta ha avuto la bontà di seguirci. Una buona serata a tutti e buona scuola a tutti. Grazie. Grazie.